Il mio nome è Piero Tassone. La casa dove vivo è in Valle Maudagna, a Miroglio, una piccola frazione di Frabosa Sottana, paese in bilico tra la Francia, il Piemonte ed il mare. Qui, un tempo lontano, vennero dalla Provenza genti che parlavano un'altra lingua. Erano pastori ed allevatori e per nutrire le loro greggi nella stagione fredda si procuravano il fieno e poi lo ammucchiavano a formare il covone, chiamato anche fnè, proprio come la mia gente ed io abbiamo continuato a fare fino a qualche anno fa. Un'usanza diversa da quella della pianura, come diverso era il carattere, schivo e fiero dei propri costumi. I vecchi del paese un tempo raccontavano a noi, davanti al focolare, queste ed altre vicende. Sono salito su ai Tech per la fienagione fin da quando ero ragazzo, con mio padre che mi spronava a lavorare, cercando di farmi cogliere, oltre alla tecnica e ai segreti della montagna, anche il significato profondo di ciò che stavamo facendo. Come me, anche i miei coetanei crescevano rendendo gli stessi servizi all'interno delle loro famiglie. Il risultato era un continuo tramandarsi di riti, usanze, modi di fare, di dire e di essere, tipici di un tempo ormai definitivamente tramontato. Sono diventato adulto vivendo all'ombra di quegli insegnamenti e infine, giunto ormai alle soglie della vecchiaia, ho assistito alla scomparsa del mio mondo e al progressivo abbandono della montagna da parte dei giovani, forse più attratti dalle diverse opportunità della vita moderna. È bello ricordare l'estate del 63. Fu quella l'ultima volta che salì fino ai Tech, ai casolari, per la fienagione. Ero consapevole di questo, come lo erano i miei compagni di lavoro. Al pensiero ci si stringeva il cuore. Vivevo allora a Friosa, un gruppo di case poco più a monte di Miroglio. Il 10 di luglio, dopo che nei giorni precedenti avevamo tagliato e raccolto il fieno a Friosa, ci trasferivamo in una località più a monte, nei pressi di Bergamini, passando dagli 850 metri di Miroglio sino ai Tech a 1300-1500 metri di altitudine. Attacchi il cammino, se no va in tardi, I ferri gli avevo spuntato. sono tutti lì. Quella volta eravamo in 3 a partire da Friosa. Io, Beppin e Roberto. Beppin era come uno di famiglia. Eravamo amici fin da bambini. Roberto, invece, il nostro barbuto vicino di casa, ci avrebbe seguito quella volta per, come si diceva, rendere una giornata di lavoro. Poi avrebbe proseguito verso i Tech della sua famiglia. Ma sera l'avessi matto. La mattina poi lassù. Si partiva al mattino presto, appena era abbastanza chiaro per scorgere il sentiero dove camminavamo. La nostra stretta valle è molto bella e suggestiva. Era un piacere, salendo, osservare quella natura tanto differente dalle zone pianeggianti, fatta di rocce che quasi parlano. E noi di quelle rocce, di quei campi, di quei falsopiani, conoscevamo tutta la storia e tutta la leggenda. Dalle rocce aguzze che avevano visto il passaggio del bandito Miclinet, ucciso a tradimento poco sotto nei pressi dello Scarrone da 2 suoi cugini che volevano la taglia, alla chiesetta di San Marco in località Pellone, punto di passaggio obbligato per noi
che salivamo senza trascurare una preghiera, al Ponte degli Stretti, dove si racconta che Napoleone abbia voltato il cavallo per tornarsene in Francia. Dopo 45 minuti di marcia eravamo in vista del borgo, dove ci aspettavano Beppe Biondo, Mario, Giovanni e Beppe Bruno. Non facevamo parte dello stesso nucleo familiare, ma eravamo buoni amici. Quell'anno avevamo deciso di fare il fieno insieme, tutti allo stesso Tech. In quel periodo non avevamo più molto bisogno di fieno dalla montagna, anzi, mi rendo conto solo ora che quell'ultima fienagione fu fatta tra amici più per sentirci giovani ancora una volta che per necessità. Prova ne è che con noi non c'erano i ragazzini come un tempo. Nulla sarebbe più stato tramandato alle generazioni future. Quando arrivammo al borgo, Beppe Biondo stava preparando gli attrezzi e nel salutarci ci rimproverò per il ritardo. Infatti, l'altro Beppe Bruno, aveva deciso di andare da solo ed era già partito verso il Tech con un'ora di vantaggio. Mario e Giovanni attendevano sulla porta di casa. Dove Giovanni? Oh, ciao. Ti portano da mangiare almeno. Da mangiare non porta prima smana. Non va. Decidere sono con il mare. In Anghinetta. Avremmo incontrato Beppe Bruno a destinazione. Già lo sentivo brontolare al nostro arrivo lassù. È tardi, c'è da lavorare, ho già falciato tutto io. Il carico che portavamo era già stato preparato il giorno prima della partenza. Ognuno di noi portava nello zaino, oltre al cibo necessario per 15-20 giorni di permanenza, anche una coperta per la notte ed un lenzuolo di tela a righe bianche e blu fatto sul posto con canapa filata a mano, che era molto robusto e serviva per 2 usi. Durante il giorno serviva per fare quelle che noi chiamavamo le gnocche, e cioè per avvolgere i carichi di fieno da portare al fienile, e di notte veniva appoggiato sul fieno che fungeva da letto. Il resto del carico era costituito naturalmente dagli attrezzi necessari per falciare l'erba e raccogliere il fieno. Stai zitto la via che passa con le vacche che arrivano a montagna. E non sai passo ma sempre ti cantano ma su. Allora. Dopo 2 ore di marcia giungemmo a destinazione e sistemammo i nostri carichi. Ma vero, hai apposto tutta la roba qui. Farina per la polenta, pasta, riso, sale, formaggio, castagne e pane fatto del nostro forno con farina di egala. Questo era ciò che serviva lassù. Così lei è informato. Ma lei da che buona? Ma porta. E poi dopo. Sa che ti dici? No, ma Porta riso. non va bene. Basta per una settimana. Sì. Sì, per una settimana no. Ne appena smana. È bello. Il cibo veniva appoggiato con ordine sul ripiano vicino alla stalla e poi sistemato all'interno del casotto, in una cassapanca al riparo dai topi. Bastò andare dietro la stalla per scorgere Beppe Bruno al lavoro. Beppe, sei tu che si sai da lì? Sono 2 fratini. Ma 2 ore che sei zitto. Va, si è proprio. E io da siotto. Perché per il tempo che mi fai perdere. Aveva già falciato tutto intorno alle case per evitare di calpestare erba preziosa camminandovi sopra. Tutti i motivi.
Era un piacere sentire il rumore degli attrezzi necessari a sistemare le falci, quelli che noi chiamavamo le martelaire. Poi il suono della molatura collettiva delle falci dava vita ad un concerto che echeggiava lungo tutta la valle, facendoci veramente sentire parte integrante di essa. Verso le 10 arrivarono anche Colombina, Nanda e Virginia, conducendo 2 o 3 capre che sarebbero rimaste con noi per tutto il periodo. Colombina era la moglie di Beppe Bruno, Nanda quella di Beppin, mentre Virginia era una cugina di Beppe Biondo. Siamo arrivati, non mostro le clave. Allora le clave putem entrar stala, dopo vantalacciole e dopo vantanisibita slaghefen perché no, ma già sia tutte le Ecco, è vero che io già un i rastei 2 yama e qualcuno si è nella valle. Ah, di rastei una tra i lencuta Miragna Ecco. e uia tutti. Così era iniziata la nostra ultima fienagione e tutto stava proseguendo come un tempo. C'era chi a file di 3 o di 4 falciava nel pendio dietro il tece, su fino al bosco, la tuscia, e chi come me si occupava di diradare le zone più impervie con il falcetto, che noi chiamavamo la musuira. Il fieno tagliato rimaneva sparso per terra e di tanto in tanto rigirato, in maniera che sotto il sole ed il caldo della stagione estiva si potesse essiccare bene, in attesa che fosse messa a punto la base del covone sulla quale sarebbe stato sapientemente riposto da Beppe Biondo, l'esperto del gruppo per quel genere di lavoro. Rigirare l'erba appena tagliata era un lavoro riservato prevalentemente alle donne, che alternavano questa mansione a quella di accudire le capre e governare il casotto. A volte succedeva che a Colombina, Nanda e Virginia si aggiungessero anche altre donne nostre parenti o vicine di casa che occasionalmente giungevano fino al tece e contribuivano al paziente lavoro di rastrellamento del fieno. Ma erano fugaci apparizioni e per la maggior parte della giornata Colombina, Nanda e Virginia svolgevano il loro lavoro senza alcun aiuto da parte di nessuno. Verso mezzogiorno le donne lasciavano momentaneamente il lavoro nei prati per dedicarsi alla preparazione del pranzo. 2 di noi reperivano la legna occorrente per il fuoco che veniva acceso all'esterno della casa contro un muro e sul quale si metteva un paiolo di ghisa per fare la polenta.
Sporta la tuma, brava, brava. Sì, è in piatto. Ecco. Buona, Poi lei. Voi domani. E è bella la più da mulini. Già non riesco a portare via tutte le fede. E poi chi va in trocciuccia che lì è Emilianova. Era necessario per il pranzo mungere anche le capre. Il latte ottenuto, posto accanto al fuoco, sarebbe servito come condimento per la polenta. Ecco, detto quella lì. Quando tutto era pronto, venivamo chiamati noi uomini, che ci riunivamo intorno alla baita a mangiare polenta e latte e polenta e formaggio. Non facevamo uso di piatti, ma solo di scodelle, e non avevamo il tavolo. Ognuno di noi trovava posto a sedere su una panca di pietra già predisposta o su un trave di legno. E parla di chi? Vicino alle baite avevamo una sorgente che serviva per bere. Si beveva molta acqua durante il giorno perché molta era la fatica. Ecco. Campa lì. Mamma ne parlaci. Agna basta. Perfetto, non si sa a me, perché di non rompere scopo, perché non piace lega e niente laccia. L'acqua che veniva riposta nel barlet, un recipiente di legno a forma di barile, era l'unica bevanda. Vino, caffè e liquori erano sconosciuti lassù. Non avevamo forchette, ma solo un cucchiaio e un coltello che usavamo per tagliare il formaggio. Dopo il pranzo non c'era tempo per riposare e così si ricominciava subito a falciare. Già fin dal primo giorno noi tutti pensavamo alla costruzione del covone, del nostro ultimo covone. Avevo addocchiato una pianta su nella tuscia adatta a diventare l'anima del covone. Così, prima che io andassi ad abbatterla, ripulirla e portarla giù, Giovanni e Beppe Biondo davano inizio allo scavo necessario per potercela infilare dentro a costituire quella che noi chiamavamo la bora. Basta che gli sia bene. Speriamo che no. Il buco doveva essere profondo almeno 3 spanne e veniva eseguito senza l'aiuto di particolari attrezzi. Lega un po', Con un palanchin si smuoveva il terreno e prima con la pala, poi, e più in profondità, con le mani si scavava senza allargarne troppo le pareti. L'altra operazione, necessaria prima di iniziare l'alloggiamento del fieno, era quella di procurare una serie di travetti di legno con i quali comporre il basamento del covone. In quell'occasione scegliemmo di servirci di alcune robuste fronde dell'olmo adiacente alla zona prescelta per l'allestimento del covone. Una volta abbattuto il tronco principale, noi tutti potevamo lavorarci intorno a terra. Hai sempre fai, né? Nel bosco, in un attimo la pianta era abbattuta.
Ne più lavoro. I cose. Giovanni e Bepin, dopo averla ripulita con cura, la portarono fino in prossimità del buco, dove poterono issarla fino ad un'altezza di 6-7 metri, sempre sotto la direzione di Beppe Biondo. Allez, forza! Oh, forza! Forza! Sì. Forza! Forza! Allora, chi caracol? Era determinante ai fini della perfetta tenuta del covone piantare la bara perfettamente a piombo. L'ancoraggio a terra era assicurato da un misto di pietre e terra ben compattati. Al termine di questa operazione potevamo portare vicino alla bara i tronchetti ripuliti e disporli come basamento del covone. Lo spessore del basamento di travetti incrociati doveva raggiungere l'altezza del ginocchio e tutto ciò serviva ad evitare che l'acqua piovana che scorreva sul pendio bagnasse e facesse marcire il fieno alla base. I travetti venivano poi ricoperti con uno strato di fouillac, cioè i rami più piccoli dell'olmo ancora ricoperti di foglie. Intanto, nei prati circostanti si poteva continuare a falciare e a rigirare il fieno, che man mano che seccava veniva portato verso il tech vicino al covone. Per trasportarlo fin lì esistevano principalmente due sistemi, che poi si dividevano ancora in diversi stili di applicazione a seconda di chi stesse svolgendo il lavoro. Uno dei due sistemi era quello di allestire tramite le coperte di canapa filata bianca e blu un carico di fieno ben stretto, che noi chiamavamo gnocca. Il sistema per riuscire a caricarlo a spalla aveva qualche variante. L'altro sistema per trasportare il fieno al covone era quello della bira, specie per percorrere i tratti di pendio a monte del covone. Era sufficiente reperire alcuni rami discretamente lunghi e robusti ed ancora completi del loro naturale fogliame ed unirli fra loro con una corda. Il fieno riposto sulla parte più fitta di foglie poteva essere quindi trasportato con una prima spinta, sfruttando poi la forza di gravità dell'intero carico. Quasi più lì. Lì. Di lì. Bravo. Oh, a paese, né? Già che paese? Dovevamo poter avviare la fase di allestimento del covone ed in questa maniera avevamo assicurato a Giovanni e a Beppe Biondo una prima quantità di fieno necessaria per questa operazione.
Il mucchio a fianco del covone, la mugia, era il deposito di tutte le gnocche e le bire future. Di qui Giovanni, con il tridente, porgeva il fieno a Beppe Biondo, che lo sistemava e lo comprimeva camminandoci sopra, in modo circolare, come in un girotondo. Così si lavorava fino a che il sole non tramontava e a volte anche oltre. Dopo il primo giorno di lavoro, Roberto ci lasciava per proseguire verso il suo tech. Hoe smaakt du, Piero? Wat ze hem nou? Prum no gjøre fenstuvern. Che vago di così mi perché è Maria. Ja, ben sei da sio, vela sio, non recazza giuta e continuiamo da sui. E ben fem bel fne. E fneca la bu face, non mi avevo te e vai come che l'hai più bel. Ciao, Pierino. Ciao Roberto. La sera le donne accendevano il fuoco all'interno della baita e preparavano una minestra di pasta o riso condita al latte, oppure qualche volta veniva fatta una minestra di riso e pasta mischiata assieme. Nell'attesa della cena fuori, nel piccolo sentiero che attraversava le baite, sedevamo noi uomini, sfiniti dopo la lunga giornata di lavoro. Ma cena è in quel pronta? 10 minute. Non è che a trovare a pai de bandi anche. Era il lem pastura e vista di calà con un bullo sta gente. Tasara se per ma stanco. La mia ha dormito subito. Anche senza cine. Anche senza cine, sì, sì. Oh, che da baiate, Giovanni. Man più fame. Sono un po' stanco, ne? Ma ti fai poco che... Io lavoro abbastanza. Era l'occasione per riunirci tutti insieme per qualche battuta. Andiamo a qualcosa poco per domani a dormire, Ma è domani o peggio domani? O là. Oh, già che. Basta, Solo Beppe Bruno preferiva, come sempre, starsene in disparte. Al caso che non c'è stasera, un po' più costa. Ma... Infine andavamo a dormire appena faceva buio, perché l'indomani il lavoro potesse essere ripreso con altrettanta operosità sul far del giorno. Ci sistemavamo in 2 angoli del fienile su un po' di fieno secco lasciato lì l'anno precedente. Oh, meno male. Un po' leccia. Ah, se sta bene. Pronto già? Scasi. Oh, bene, ci te fa. Quando poi fai tutto dita, gente, fotte che no a dormire. Ogni mattina riprendevamo il lavoro con lo stesso entusiasmo di sempre, un entusiasmo che ci portavamo dentro fin da bambini.
La colazione avveniva solitamente intorno alle 9. Vedevamo comparire là, dietro il dosso, Nanda e Colombina, che avanzavano verso di noi portando pane, latte, formaggio e castagne. Mi fatto la via. Mi portato colazione? Che cosa mi portavi dopo queste castagne? Oh, che hai lucrato là con le castagne, Ah, Beppe, prima. Castagne là c'è. Tanto poco. Poco. Perché lo fa spassotte. Fai-lo passotti. Sono ben cuoce le castagne? Oh, sono un po' garzagnure, parei, ma. Oh, io faccio cose tra iure, ne? Tasle ben. Oh, Mario. Ja. Cazzarola. Piccatura castagne. Castagne che sono troppo Beppino. buone. Non stiamo là, Beppino. No, perché la tuma che un lato non fa niente bene. E quindi non tanto forte, di piccini alla cazzarola più su. Sei abituato a lei che mangio. Oh, ma a sentire sarà che è trionfavo. Cioè, la mia cattiva di Non sentilo. un po'. Così? Vedi un po' più secco. Ah, l'avevi scampato su tutto. Sì, l'ultima trancò. A meno male perché dai là il con le gnocche. Gli hanno già prontato 7 gnocche e le portano allora fumava tra me già. Lo sec. Oh, l'hai sec. Sta birra la che si tira un pochetto pianaccio. Avanti stramito tutto con il treno. Sta raggiunta. È un piampo come un piantino. Per la corretta sistemazione del fieno nel covone era necessario provvedere al suo alloggiamento in 4 o 5 periodi a distanza di 2 o 3 giorni l'uno dall'altro. Questo perché il fieno, man mano che veniva ammucchiato e compresso, si surriscaldava, diminuendo di volume e cambiando la forma originaria nella parte alta, che si appiattiva e non era più impermeabile. Vai, Beppino. Campo. Ah, che bello,
E così avanti per giorni e giorni, pressappoco una quindicina. La mia coperta la pigliantruo. La più beppino, la betto sefni. Ah, capì, vai allora. Va bene, anche le cubette lì, tanti le porto via. Le cubette lì, sono peccato. Poi sono tutte tacune. La cappa di sta coperta, Senti qui una mano alla bara perché se tu da lì hai provato fino a mudagna. Allora, numero, cariosi. Sei già bella stanca, né? Oggi è stanca portò 2 gnocchi, allora sì. Ma invece vedi che a portò lei mi stai da plandru, perché mezzo tempo tu la svegli. Allora... tempo non ci saremmo accontentati di un solo covone. Mi ricordo, quando ero bambino, di averne visti per ogni tecce della nostra Valle Maudagna almeno 5 o 6. Venivano su, uno ad uno, durante il periodo estivo, per poi essere sezionati, sventrati e fatti scivolare fin giù nei cascinali durante l'inverno. Lunga sia chi brazzo. Per poter filmare la muta. Veramente. Molto tempo Mario come sta con i ballotti là. I ballotti vanno bene, vanno largoie e pistoli. Il covone stava per essere terminato. Era necessario andare a recuperare nel terreno più umido a Valle dei Bergamini, sulle rive del Maudagna, quella che noi chiamavamo la muta. Sì, là. Sì, Roma. Lì. Allora, sei abbastanza grossa, parei. Perché lì io saprei va bene, 50-60 centimetri. Allora la viro giù, Si trattava di una zolla di terreno estremamente compatta e densa di radici che, posta in cima al fienile, con il calore del sole si sarebbe seccata facendo da tappo al fienile. Ecco, parei va bene, magari può svirola. Ma sta attento, niente sciancola. Bella. Hai pulita bene. Ecco, parei. Olè, va pure. Il paisa, Paisa. Aspetta che fanno il tuo la pianche, se no c'è scaria.
La muta veniva issata su fino a Beppe Biondo tramite un gioco di corde, nel quale Mario e Beppin erano molto abili. Sì, è già qui. Svumpa. La muta, durante le piogge e le nevicate, avrebbe permesso all'acqua di scendere lungo i fianchi del covone senza infiltrarsi all'interno lungo la bora. Senti, e finiamo giù, senti dritto. Solo tramite tutti questi accorgimenti avremmo avuto la speranza ogni anno, nella stagione invernale, di arrivare al covone e trovarvi il fieno sano, asciutto e non marcito. Era un misto di stanchezza e di soddisfazione guardare su in alto e vedere il covone ultimato. Per noi quel covone era la nostra forma d'arte. Prima, l'hai bella, e tanti anni che riusciamo a fare un bel fine parei. E ho solo 400 miglia lì, Ah, sì. La lugar miglia ti pinta la faccia. Manca per tanto. Meno da 300, 350, lì, battaglia lì, Ah, battaglia lì. è qui. La fa bene. Se stavo lo so. In pezzo mia, Così discendemmo a valle. Tra noi Beppin si girò ancora una volta. Era bellissimo. L'inverno fu particolarmente generoso quell'anno. Infatti, le 2-3 spanne generalmente sufficienti per poter trascinare il fieno a valle erano state abbondantemente superate ed in quei giorni si poteva assistere ad uno scenario incantevole salendo su verso i Tech. Bisognava allestire una strada compattando la neve e far discorrere sopra le slitte cariche di fieno. Lunghezza nella muta. Allora, è ancora neve in cima. Ah, ma lì lei abbiamo già dall'aria. Lei sta bene. Dalla parte lì, beh. Per fare questo era necessario iniziare i lavori dal punto più alto, su, in cima, proprio alla base del covone fatto in estate. Per battere la strada salimmo su tutti, tranne Mario, che la notte aveva avuto febbre alta, Roberto, che rimase a Friosa con la sua famiglia, e le donne. Salivamo verso il covone non seguendo necessariamente il tracciato da battere, ma tagliando invece su per il pendio. Non portavamo ancora con noi le slitte, ma solamente grandi zappe, costruite appositamente per spostare la neve. Per comprimerla era invece necessario fissare sotto gli scarponi le racchette da neve. Mamma mia, pencone della neve in cima. Allora,
Oh, ma da sta parte sì, l'hai tutto qua fino in cima. Mossa, Guarda che roba. Guarda cugnone, Che da fa con il fusca tanto. Vuoi provare a girola? Dico ci da lì, ne? Guarda che roba. Oh, è in 1,3 metri. Ah, 1,3 metri. No. Oh già. L'hai però qua fino a mo. Per prima cosa si batteva la base piana intorno al covone, andando a costituire una specie di piazzetta che avrebbe permesso successivamente di eseguire il carico delle slitte in maniera più agile. Ma avete avuto un grande sbalò. Ma io tanta neu, qui viene tanta fu imbalau con queste 12 trusse. Catuace. Giovanni, travaglia del giornale insieme, che se anche tu giù, ti fanno il muoio, io devi mettere un capì e fa un po' di volo, perché va un penuccio. Poi si iniziava a comprimere la strada sulla quale le slitte avrebbero dovuto scendere verso le stalle di Friosa e Miroglio. Occorrevano molti passaggi per comprimere bene la neve ed evitare lo sprofondamento dei pattini delle slitte. Era un lavoro faticoso che richiedeva alcuni giorni. Alla sera si discendeva verso casa per riprendere il mattino successivo, nella speranza che una nevicata notturna non ci facesse ripetere tutto il lavoro da capo. Ora potevamo partire con le slitte. La partenza era fissata un'ora prima dell'alba, perché le giornate erano corte e le cose da fare, giunti a destinazione, erano tante. Quando dici Beppin, e c'è mai Roberto su un aiuto se un po' la monto io tanta neusta. Però a tamburna e lusce, se puoi samnio fai in piacere. Sapevamo di poter contare sempre l'uno sull'altro. Roberto! Che se già i cine? Ah, se tu già lì vai non sta aiutose. Sì. Se il proprio in amici ti fa in piacere che la moto io tanto fenda porto giù e viene pur del neo. Alle volte eravamo tra noi reciprocamente scontrosi e burberi, irrispettosi, ma nel momento del bisogno non c'era la necessità di fare troppe parole, ci capivamo al volo. Per quell'ultima salita invernale, verso i Tec, partimmo quindi da Friosa, io, Beppin, Roberto e Beppe Bruno, che la sera prima era sceso dal borgo per recuperare la sua slitta rimasta lì dall'anno precedente ed aveva deciso di fermarsi fino al mattino per partire con noi. L'itinerario era identico a quello estivo. Dovevamo passare al borgo per unirci a Giovanni, Beppe Biondo e Mario, che si era rimesso in sesto. Ciao Beppe. Qui. Tu è carne. E il changer neutro, ne? E se sono prima entrato qui? Beppino aspetta un po', dopo sai incamminare su. Vabbè, se niente tanto nascosto. Oh, non tanto nascosto lei niente. La neve rallentava parecchio il nostro passo e il tempo per arrivare al borgo era stato inevitabilmente più lungo del previsto. Così, come al solito, qualcuno aveva perso la pazienza ed era partito in solitaria. Beppe Biondo non era uno che perdeva la pazienza facilmente, ma si vede che quel giorno aveva voglia di starsene da solo. I nostri carichi, che avevamo preparato la sera precedente, erano costituiti naturalmente dalle slitte, dalle corde per fissare il carico e dai telai per imbrigliare il fieno. In totale un peso di 25-30 kg a testa. Uno di noi portava anche lo zaino con polenta e formaggio per un piccolo spuntino prima di iniziare la discesa. Sei tu già lì? Ora che arrivi?
Oh, è importante che ti sei arrivato. Oh, sei in ora. Oh, te maledante. Sì, ma io le passo, eh. Dopo va tarda la sera. Ma gli girò, ma abbandona. Così, dopo aver ripreso fiato per qualche istante, Beppe Biondo saliva per l'ultima volta sul covone, mentre noi sistemavamo uno alla volta i telai sulla neve ben compressa. Si trattava di telai di corde lunghi pressappoco 2,5 metri e larghi almeno 4 o 5 spanne, che noi chiamavamo erzium. Alle due estremità era fissato un bastone di legno che aveva il compito di tenere il telaio ben teso. Beppe Biondo iniziava allora a confezionare i tagli di fieno da riporre nei telai, servendosi di un attrezzo fatto apposta per questo genere di lavoro, il taglietto. Noi da basso dovevamo prelevare i tagli e disporli sui telai, facendo attenzione a sistemare quelli migliori sui lati lunghi del telaio. Questo particolare avrebbe permesso di confezionare carichi dalla forma più regolare e quindi più facilmente trasportabili. No. Pillo tu. Hai not. Hai ziami. Anda giù. Vamos vedere da qui, eh? Da qui la parte dove mi monto su. Aveva la trussa da finire. Cosa sto montando Andiamo là. Ecco, vai. Tira un po' che stai zitto. Dai, una dici. Oh. Piano. Sai. Oh. Una ulteriore serie di corde incrociate ci permettevano poi di stringere il fieno all'interno dei telai, raggiungendo una forma pressoché cilindrica del peso di 150-200 kg. Allez, prima in tre. No, le faccio che. Tira già quella, sì. Bravo. Anche buon profumo, sta di Da bitume, testa c'è. Allora, in sotto la parte quadra, eh?
Allora ti compari tu? Sì, vita sì. Aspetta. Qual è? Due sera, senza mangiare niente. Successivamente qualcuno iniziava a sistemare i carichi sulle slitte, mentre altri continuavano a lavorare sui telai. Era buona norma per ognuno sistemare il proprio carico, cercando di adattarlo alle proprie capacità di discesista. Più o meno i due hanno bene. Com'è? Stai niente troppo secco. Ecco. Cosa sto? È a posto. Fa un passo le quadre. Per fare questo occorreva un'altra corda che aveva il compito di avvolgere il fieno ed ancorarlo alla slitta e veniva stretta in alto con un sistema di travetti incrociati che permettevano di comprimere il carico in modo da occupare il minor spazio possibile ed essere maggiormente manovrabile. Boh, via. Tena, a posto. La neve era davvero stata abbondante quell'anno, se si pensa che Beppe Biondo poté porgere l'ultimo taglio di fieno a Roberto e Mario dall'interno della buca, 1 metro almeno al di sotto della superficie di neve battuta, e se si considera che sotto il Fouillac esisteva ancora la base di travi incrociate. Oh, voglio l'ultimo! Tutto era allora pronto perché potessimo iniziare la discesa. Ma come di consueto era necessaria un'ultima pausa per rifocillarci e cercare di riacquistare un po' di energia. Si aveva parecchia fame, poiché erano già trascorse diverse ore dalla prima colazione. Il tavolo era costituito dal carico di una slitta e noi tutti, disponendoci in piedi intorno ad essa, mangiavamo un po' di polenta e una fetta di formaggio. La polenta già la mangia su in te. Ma niente non si mangia perché cantina è... Secca mi piace più. Vabbè, già che ma cantina è fai, una volta di pane non avevo niente, mi mangiavo la polenta già e beh. Ma che secca la vivo? Ada, ma. La pia... Ada scontas pulidia, la tuma. Vabbè. Una lasciala in dubit cosa lei alla squadra. Tu quattro papi qui siamo stati in Svezia. La tuma, se è mia figlia, gli sarà schia un po' parei. E poi, quando i parei si mangia, ecco, parei già pulita, mangia. Mangia che ho. Siamo un tagnor navel independenza, la bella e mai la gardaren, sia padre e falso, Era il momento di affrontare la discesa.
Noi tutti sapevamo che era l'operazione più pericolosa, ma era inevitabilmente anche la più divertente e soprattutto nei tratti di maggior pendenza. In questo senso, poi Bepin era quello che si entusiasmava di più ed era bello vedere, dopo tanta fatica, una così sincera e profonda felicità. Riuscivamo a guidare le slitte anche tramite un lungo bastone infilzato nel carico che chiamavamo Emnau e serviva soprattutto nei tratti di maggior pendenza. In quelli invece più pianeggianti occorreva tirare con una corda e la fatica era enorme, in particolare dove la neve bagnata era mista ad altra neve fredda e si attaccava ai pattini. Le nostre 7 slitte scendevano giù, verso Friosa, ordinate e regolari come un convoglio ferroviario. Tra poco avremmo potuto salutare le nostre donne, sistemare il fieno e già cominciare a ricordare questa nostra splendida ultima discesa. Un tempo avremmo scaricato tutto in fretta e furia e saremmo ripartiti il mattino seguente per trasportare altro fieno di altri covoni. Ma quanto avevamo fatto quella volta era sufficiente. Non voleva essere quello che si dice un lavoro di quantità. Roberto, să știuva. Am atribulat la eu e mola. Aveți să m-am la Geduelie? Nu m-am na setelie, ma i ține ma duele de sfuma vitu me fense puti. E iată ei sunt tutelie, m-a atribulat popă che la neu. E jamăia. Una parte dei carichi veniva ora sistemata nel fienile così com'era, senza neppure allentare i telai. Un'altra piccola parte finiva già alle bestie nella stalla, che era anche il luogo dove le donne svolgevano gran parte dei lavori domestici. Non so se sia vero, ma certo mi piace immaginare che quelle antiche tradizioni, quei metodi di lavoro sono continuati attraverso il tempo, sino a noi e grazie a noi. Mi fa sentire meno vecchio e parte di qualcosa di più grande. Ora che il mio tempo sta inesorabilmente finendo, il ricordo malinconico di un periodo felice della mia vita rimane dentro di me ed affiora di tanto in tanto tra le sfumature della vita più agiata di oggi. Così ho deciso di narrare questa storia, perché chi avrà la bontà di riflettere su di essa possa ancora ascoltarmi quando non ci sarò più, e più importante ancora perché non venga dimenticata la piccola storia di un lavoro bellissimo e faticoso che per noi fu una necessità per sopravvivere in queste terre alte, a metà tra la collina e i monti. Când pășeam tutudita, fino a dormire